Eccoci qua, siamo tornati in diretta. Sapete bene che la tematica è meglio coma etilico che la scuola, ma ci stiamo addentrando nel mondo scolastico, quindi della dispersione e soprattutto dell'orientamento scolastico molto importante. A breve avremo anche il direttore generale orientamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, quindi la dottoressa Carmela Palumbo. Sentiremo proprio dalla viva, insomma, centralità romana, quali sono le normative, cosa fare, cosa non fare. Dovete sapere che però il dirigente Bergamo ha un sacco di cose molto interessanti. Mi parlava proprio di un esperimento anche, che mi piacerebbe elargire, esatto, e coinvolgere... L'esperimento, cioè adesso noi abbiamo una scuola, cioè non è tanto un esperimento, sono anche dei test, cioè ovviamente la scuola si attrezza per capire il prima possibile se i ragazzi che le vengono affidati possono, come dire, aspirare a superare le varie difficoltà. No? Quali lacune ci sono, da dove partire? Allora, anni fa mi è capitato di conoscere un ragazzino di prima elementare che non parlava assolutamente una parola di italiano perché era sempre vissuto in campagna, parlava soltanto dialetto veneto. Quando sono andato a fargli questo piccolo test ho mostrato delle fotografie, Dottoressa, attenda soltanto un istante al telefono. Prego, Bergamo. Buonasera. Prego. Dei disegni e gli ho mostrato una tazza. La classica tazza, proprio da bere il caffè, il latte. Siccome non sapeva dirla, allora mi è venuto spontaneo dirla in dialetto e questo bambino disse ciccara, che in veneto vuol dire tazza. Allora lì ho capito una cosa che mi è servita 15 anni dopo, no? Che se non hai il linguaggio della comunicazione, come capita adesso con molti ragazzi stranieri, la scuola parla una lingua che non viene recepita dai... E da lì quindi la dispersione. Un po' di dispersione, difficoltà nell'orientamento e anche disagio all'interno della classe. Certo. È un processo molto lungo. Ascoltiamo quindi la dottoressa Carmela Palumbo, grazie per l'intervento. Ricordiamo che comunque per anni è stata presente qui nel nostro territorio, sto parlando logicamente del Veneto e non solo di Padova, e vorremmo capire insomma la dispersione è un fenomeno comunque nazionale importante, ne abbiamo parlato appunto con Andrea Bergamo che è qui in studio. Buonasera innanzitutto. Sì, buonasera. Buonasera dottoressa. La dispersione è uno dei problemi del nostro sistema scolastico che ci allontana peraltro da obiettivi che dovremo raggiungere entro il 2020, che sono nelle strategie generali sulla scuola per quanto riguarda l'Europa. E noi dovremmo contenere la dispersione scolastica intorno al 10% degli studenti, mentre a livello nazionale siamo, l'indice è dal 15 al 19%, ma ovviamente è un indice nazionale che è molto differenziato da contesto a contesto territoriale, perché abbiamo regioni tipo la Sardegna in particolare, ma in genere regioni del sud, che hanno indici di dispersione che superano anche il 25%. E poi molto ovviamente incide anche l'indirizzo di studi frequentato per quanto riguarda la scuola superiore. Come siamo posizionati per quanto riguarda invece l'Europa? Siamo come sempre fanalini di coda o almeno, visto che ci hanno sempre etichettato, almeno anni fa eravamo geni, navigatori, sognatori, riusciamo almeno per la preparazione a essere validi? Perché so che i nostri ragazzi, soprattutto qui nel territorio, hanno veramente delle eccellenze. Moltissimi purtroppo vanno all'estero e forse anche questa è un po' una dispersione moderna. Prego, a lei dottoressa. Sì, diciamo che se parliamo del Veneto in particolare possiamo tranquillamente confrontarci con le migliori performance europee e non solo. E per la nazione? Per la nazione? Per l'Italia? Sì. Per l'Italia invece, se guardiamo le indagini OCSE-PISA per quanto riguarda le competenze di base in italiano, in matematica e scienze, siamo nelle ultime postazioni di questa ideale graduatoria, anche se queste indagini che sono svolte triennalmente dal 2000
e l'ultima indagine, quella del 2012, ha rilevato, diciamo, un recupero di posizioni, soprattutto un miglioramento, soprattutto nelle regioni del sud che erano quelle. Allora le chiedo un'ultima cosa, perché so che lei è impegnata questa sera e anche all'estero, e questo è sempre un nostro vanto. Come migliorarci? Sono proprio a Bruxelles. È a Bruxelles, vabbè, non volevo violare troppo la sua privacy. Comunque la signora si trova a Bruxelles proprio per motivi di lavoro. Allora, come migliorarci? Le strategie che sono messe in piedi sono tantissime. Intanto la didattica, che deve essere una didattica per competenze, una didattica laboratoriale, poi il professor Bergamo che lì magari potrà precisare meglio a che cosa mi riferisco. Ma un'altra leva molto importante, che per esempio in Veneto è assolutamente di qualità, è la formazione professionale, cioè accanto al canale dell'istruzione è molto ben curata, questo è merito non solo, diciamo, dello Stato, ma direi soprattutto della Regione. È molto ben curata anche la formazione professionale, che diventa un canale alternativo nel quale gli studenti possono adempiere all'obbligo di istruzione e acquisire una qualifica o un titolo professionale. Dottoressa, io la ringrazio. Bene. Grazie dell'aiuto. Arrivederci a tutti i presenti. Arrivederci. Allora, quindi Bergamo ha detto molto bene l'istruzione professionale, un assist proprio sulla tematica che toccavamo prima della pubblicità. Ecco qua. Che il Veneto ha questo vanto, che ha degli ottimi centri di formazione professionale dove si insegna ai ragazzi un lavoro in pratica. Cioè il ragazzo alla fine della terza media inizia un percorso di studi genericamente, cioè quasi sempre triennale, dove conseguirà una qualifica, quindi diventerà operatore elettrico, operatore meccanico, operatore della ristorazione, operatore estetista e via. Ce ne sono 22 qualifiche che sono a livello nazionale, ma è per noi un vanto, perché è in pratica l'intelligenza con le mani, l'intelligenza delle mani. Una fetta di quei ragazzi dispersi che non vanno bene all'istituto tecnico o al liceo possono trasferirsi poi anche in corso d'anno ai centri di formazione professionale, nel Veneto ci sono dei buonissimi, e acquisire, perché sono ragazzi intelligenti, solo che non hanno, diciamo così, una predisposizione alla parte teorica, e escono con una qualifica, quindi sanno fare. Bravo, mi è piaciuta questa definizione, molto delicata e l'apprezzo. Si vede che comunque sotto c'è lo psicologo. Sì. Perché ricordiamo magari i nostri genitori o anche prima, la mia buona andava a scuola e allora lavorava, no? E poi è rimasto un po' questa cosa, quindi non è bravo a studiare, fargli fare le robe manuali che è meglio. Ed è un po' rimasta questa cosa. Però c'è da dire che effettivamente se uno ha o problematiche o anche no, non ha l'interesse per l'ascolto, quindi questo tipo di comunicazione, ma si appassiona proprio col fare, col toccare e può diventare comunque a pari merito di un genio che è bravo a fare i conti, a scrivere, perché no? Perché denigrare o perché insomma ghettizzare, vai a fare quel tipo di scuola che te sei stupido? Assolutamente no. C'è Bello. Un dato che ci può essere utile, che è un dato su scala provinciale, ma lo possiamo estendere su scala regionale. No? Io faccio parte della commissione che ogni anno valuta le richieste di passaggi, cioè di ragazzi che hanno avuto 1, 2, 3, anche 4 bocciature nella istruzione e poi chiedono finalmente di passare alla formazione professionale. Sì. Allora, questo dato è in aumento, l'anno scorso erano 180, l'altro anno erano 160, l'altro anno ancora 140. Quindi è uno strumento importante che può dare comunque uno sbocco. A oggi, al 29 di aprile, ne ho fatte 2 stamattina, siamo arrivati a 204. Di questi 204, io li vedo, li interrogo tutti, perché chiediamo ma come mai non sei andato subito a fare la formazione professionale? Ai noi una metà dice io volevo fare subito la scuola per estetista, io volevo fare subito la scuola per carrozziere. Ma la mamma, il papà voleva che facessi lo scienziato. Abbiamo discusso. Lo so. E quindi c'è anche una carenza nell'orientamento, ecco. C'è anche una carenza di riuscire a vedere nel proprio ragazzo che è geniale anche se fa un lavoro manuale. Certo. È importante perché 2 anni, 1 anno di dispersione, 1 anno di bocciature è qualcosa che ti rimane come una ferita per lungo tempo. Ed è anche una perdita di tempo. Ed è uno
non solo una perdita di tempo, ma anche economicamente ci costa 1,5 punti di PIL all'anno. Parliamo di questo costo che alla fine paghiamo tutti noi, subito dopo la telefonata con Oscar Miotti, che ormai è di fiducia di casa dai Reporter per te, ormai io l'ho preso come riferimento. Ricordo che è il vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Miotti, grazie sempre per l'aiuto. E siamo partiti addentrandoci nel mondo della scuola da un fatto di cronaca, però quanti campanelli d'allarme lanciano i nostri studenti, quindi i nostri ragazzi, per far capire alla propria famiglia che c'è qualcosa che non va. Si parlava appunto di magari non avere la passione e disagio quindi per l'apprendimento classico, ma essere portati per invece il manuale, ma la famiglia non ascolta, quindi un ambiente che dovrebbe essere favorevole diventa sfavorevole. Parlo della famiglia. I nostri ragazzi perché scelgono in più di bere al posto di andare a scuola? Prego, a lei, ho fatto un po' un purpurì di questioni, di domande da toccare. Beh, intanto buonasera a lei Emiliano, buonasera al suo ospite e a tutti i telespettatori. Intanto credo che i ragazzi scelgono di bere un po' perché è una trasgressione adolescenziale e poi perché io uso uno slogan solitamente che è una fuga dal presente, presente che è duro, nel presente, una fuga dal presente nel presente, cioè che vuol dire che io vado a vivere un'esperienza effimera che poi passa, a volte però è pericolosa, come nel caso del ragazzo quindicenne di Padova, dove uno rischia anche la vita. Allora, io credo che c'è di base una fragilità, una paura di fallire nei ragazzi d'oggi, e quindi si vede come in terza superiore generalmente è il momento dell'abbandono, terza, quarta superiore è il fatto della dispersione scolastica. A me sembra di aver rilevato questi dati. E sicuramente un buon orientamento anche in terza media sarebbe utile, e forse da parte delle famiglie imparare ad accettare che un figlio con una buona manualità, con un lavoro umile ma un figlio felice è più importante di avere un figlio che magari va al liceo, che magari si prospetta per l'università con enormi come sforzo poi, quindi anche una sofferenza interna magari subita per un lungo periodo. Quali sono in generale però i campanelli d'allarme? Quali sono i segnali? Magari, che ne so, la violenza, il bullismo, l'irrequietezza, il bigiare scuola? Gli esami, sì, ci sono dei segnali. Per esempio i ragazzi possono talvolta manifestare anche dei sintomi fisici, per esempio un senso di vomito alla mattina per cui non vogliono andare a scuola, manifestare una certa ritrosia rispetto alla scuola, però spesso con sintomi fisici. E poi sicuramente il fatto di marinare segnala una sorta di voglia di evasione. In questo periodo i ragazzi sono stanchi, non vogliono più andare a scuola e certo preferiscono in terza, quarta superiore magari stare fuori a spasso per la città, proprio perché si ritrovano tra di loro ed è meno difficile che andare a scuola a soffrire dove loro non si sentono adatti. Ecco, tutto sommato non dico che tutti i ragazzi non siano adatti, però talvolta c'è proprio questa paura di una ferita narcisistica, la paura di fallire. Noi dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi anche che il fallimento fa parte della vita e che si può fallire. Chiaro che se poi uno non recupera questo fallimento e fallisce un'altra volta, ecco lì poi si crea una situazione difficile. Grazie Miotti. Prego, concluda che poi sì. La saluto. Sì, no, ecco, volevo concludere, ecco, in generale sono questi i segnali, sì. Ecco, una difficoltà poi anche a livello fisico, tutto sommato, il ricorso per esempio anche alle sostanze, alle droghe, certo. Lo sballo, ecco, tutto sommato. Grazie Miotti, un saluto. Buonasera, e grazie sempre. Ringrazio voi. La saluta Bergamo. Buonasera Oscar. Ecco.
Va bene, Ha detto allora, una prego. cosa anche, come dire, molto interessante, se i ragazzi fanno fatica, è vero che terza e quarta, quando hai 2, 3, anche 4 poi ripetenze alle spalle, molli. Sì, certo. Se abbiamo c'è una certa percentuale che poi ritorna da lavoratore, c'è un fenomeno di cui si parla poco. Sì, perché poi maturi, no? Il Esatto, problema capisci. è far passare questo periodo della maturazione, cioè non far passare in vano il periodo della maturazione e fare in maniera di trasformare l'insuccesso di un anno come un ostacolo. E l'ostacolo però tocca a noi, cioè, l'articolo 3 della Costituzione ci dice che lo Stato cerca e deve rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena formazione della personalità, cioè non possiamo accettare la dispersione come un fatto naturale, non possiamo accettare che il ragazzo vada in coma etilico così e non far niente e dire una fatalità. Noi come società civile ci dobbiamo interrogare. Però ha detto una parola importante, società. Società, da soli non possiamo fare. Oscar Miotti diceva bisogna insegnare, bisogna imparare anche accettare il fallimento. Certo. Questa è una società che non ammette il fallimento, è una società dove tutto è impermeato su successo. Esatto, successo, devi essere perfetto, devi essere bellissimo, devi essere sempre giovane e quindi come si fa? Quindi come si fa? Il guaio è che dobbiamo far capire ai ragazzi, ma anche ai loro genitori e anche alla scuola stessa, che fermarsi un anno non è un fallimento per tutta la vita, è soltanto da vivere una pausa di riflessione. Il guaio è che spesso il nostro sistema scolastico è molto rigido e non consente il recupero alla lunga, no? Ha gli sbarramenti. Quindi c'è un dibattito molto interessante, no? Sul valore legale del titolo di studio. In altri paesi europei il titolo di studio ha un valore fondante ma non ha un valore di sbarramento, no? Come qui da noi, quindi è un dibattito che è di fondo. Ma io dicevo prima che si perde 1,5 punti circa. Esatto, concludiamo la nostra... concludiamo. Quindi anche, se come dire, la scuola non può venire a patti, noi non possiamo regalare i diplomi ovviamente, ma nessuno lo chiede, no? Però l'importante è che il ragazzo sappia scegliere e trovare la propria strada, e a volte non basta un semplice test di orientamento che si fa in terza media, non basta un anno, ce ne vogliono 2 perché il ragazzo possa capire. La dottoressa Palumbo faceva riferimento al discorso di Lisbona 2020 che noi chiamiamo entro il 2020, noi dobbiamo cercare di ridurre la dispersione. Sì, una specie di spending review della cultura. Infatti mentre parlava dicevo ma anche in questo abbiamo anche in questo, no? da parte dell'Europa degli obiettivi molto alti che noi dobbiamo cercare di abbassare. Il Veneto ci è molto vicino, altre regioni lo sono meno, ma credo che bisogna riformare un po' la scuola e ci stiamo un po' provando, ecco. Ma bisogna anche dare molta fiducia ai ragazzi, perché, e soprattutto c'è una cosa che abbiamo parlato poco: i ragazzi vogliono essere protagonisti del loro sapere. Non accettano più di essere dei soggetti che ricevono il sapere dai Cosa significa scuola. questa? È una cosa importante, poi la saluto. È importante sì, perché il ragazzo dice io ho una testa, sì. Io posso accedere a internet, io posso leggere un libro, io ho anche le mie motivazioni, ho le mie aspirazioni, perché non posso essere anch'io quello che dice che cosa può essere meglio per me in relazione agli obiettivi che la scuola mi ha dato? Discutiamone, non gli si può dire studia questo e basta, perché magari il ragazzo potrebbe dire studia anche questo, ma che cos'è che ti piacerebbe studiare? Possiamo anche questa cosa discuterla, possiamo motivarla, possiamo come dire... trovare qualcosa che vada bene a entrambi. Non dico le interrogazioni programmate di un tempo, no? Però decidere, lo ragazzo può decidere qual è il suo sapere più importante, no? Protagonismo studentesco. Bella questa cosa. Che poi ce l'hanno insegnato, non gli antichi, ce l'hanno insegnato come dire, i nostri pedagogisti migliori, no? Io vorrei concludere con questa frase, no? Sì, e poi la saluto. Se la legge Emiliano, perché questa è di un grande... Allora, preoccupiamoci del bambino che non gioca e dell'adulto che non sogna. Volpicelli. Luigi Volpicelli, grande pedagogista del secolo scorso, no? Cosa vuol dire? Allora, i ragazzi devono sognare in grande, è ovvio, però è anche devono poter giocare, ma la cosa che mi preoccupa non tanto è dei ragazzi che giocano poco, è degli adulti che non sognano, cioè se noi non sogniamo... Volpicelli però...
Era il secolo scorso. Perché a noi è brutto, È brutto, sì. A noi i sogni un po' ce li hanno tolti o cercano di toglierceli. E noi dobbiamo credere, i nostri ragazzi sono il nostro futuro, dobbiamo credere in loro. Il tempo per crescere ce l'hanno, noi dobbiamo credere in loro e Esatto, investiamo almeno nei sogni futuri nei dei ragazzi. nostri sogni, perché i ragazzi possano avere un futuro migliore. Allora io la devo ringraziare, è stato molto bello tutto ciò che ci ha regalato questa sera, così mi auguro anche per voi. Quindi un saluto ad Andrea Bergamo, grazie e alla prossima. E meteo e successivamente parliamo di sicurezza domestica, qualche trucco del mestiere, qualche consiglio pratico da chi sicuramente ne sa più di me. A tra poco quindi, ecco che arriva il meteo. Un saluto a voi tutti amici del Triveneto, come sempre dal vostro Giuseppe De Vittis. Buone notizie per il 1° maggio, almeno in una prima fase, nella prima parte della giornata, quindi tra mattinata e pomeriggio avremo tempo stabile e tranquillo, soprattutto su zone pianeggianti, sui rilievi, un po' di locale instabilità pomeridiana, poi verso sera tenderà un po' a peggiorare, ma ne riparliamo. Intanto vediamo cosa accadrà mercoledì, perché purtroppo per la giornata di mercoledì non ci sono buone notizie. Cielo molto nuvoloso già dalla mattinata, con rovesci di pioggia sparsi, localmente anche di moderato o forte intensità. Nelle ore centrali della giornata ne escludiamo anche qualche grandinata, fenomeni temporaleschi. In una prima fase il Friuli Venezia Giulia vedrà pochi fenomeni, poi verso il tardo pomeriggio sera qualche scroscio di pioggia anche sul Friuli Venezia Giulia. Comunque vedete in serata ancora nuvolosità sparsa con piogge possibili un po' su tutto il nostro territorio triveneto ed Emilia Romagna. Venti deboli, colpi di vento però ci saranno durante i fenomeni, temperature minime stazionarie, massime invece che tenderanno a calare. Per ora amici mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, ancora un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis.